C'è un proverbio in Veneto che dice che la toppa spesso è peggiore dello strappo. Questa è la condizione di molti dei parcheggi in piazza Paolo VI di fronte all'ufficio postale di Bassano del Grappa, con tanti sanpietrini rimossi e la pavimentazione molto incerta sia per i pedoni sia per le automobili. È stata la segnalazione di un nostro telespettatore a mettere in evidenza la situazione di degrado in cui versa uno dei luoghi più frequentati dai cittadini, ma anche dai turisti, per la vicinanza al centro storico. Il problema, ci viene riferito, appare datato e prova dell'incuria. Una situazione vergognosa non solo per un fatto estetico, ma per il pericolo che ne deriva per l'incolumità delle persone, specialmente anziani, che maggiormente fruiscono dei servizi postali. La pavimentazione in effetti in molti punti è sconnessa, con mattonelle che si muovono liberamente o addirittura assenti, con rappezzature di catrame ormai vecchie e poco compatte. In più, tutt'attorno al parcheggio, appoggiate al bordo dei cordoli, si trovano molte delle mattonelle mancanti, spostate da qualche mano attenta e premurosa che ha voluto evitare pericoli per sé e anche per la propria vettura. Anche sotto un albero dove pasteggiano i colombacci si trovano sparsi vari sanpietrini rimossi e liberamente disponibili, ma speriamo che non accada, per le malefatte di qualche delinquente. Come nel caso delle ragnatele sul Ponte Vecchio, speriamo che anche questa segnalazione smuova i progetti e gli interventi da parte del Comune.